Ancora una volta vogliamo ribadire che oltre a parlare di antisemitismo vogliamo anche che praticamente si affronti il tema, lo si affronti nelle scuole, lo si affronti nella società, nelle istituzioni, perché antisemitismo, revisionismo, negazionismo, tutti questi temi non sono temi del passato. Il Veneto è stata la prima regione in Italia ad emanare una legge che prevede azioni concrete per combattere l'antisemitismo, la numero 5 del 2020. Ora si impegna a metterla in atto anche assieme alle scuole e ai comuni, attraverso 2 protocolli sottoscritti con l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ANCI, l'Associazione dei Comuni del Veneto. Ancora in rete c'è qualcuno che sostiene che i campi di concentramento non siano mai esistiti. Siamo a questi livelli. Lì sono stati deportati ebrei, 6 milioni di persone ammazzate, zingari, disabili, omosessuali. I protocolli sono stati firmati dal coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo Giuseppe Pecoraro, da Mirella Nappa, vice direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, e dal presidente dell'Anci Veneto Mario Conte. Ma a Palazzo Balbi c'è chi nota l'assenza dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. È coinvolta l'istruzione, è coinvolto l'assessore al punto tale che lo firma il presidente che dà le deleghe a tutti gli assessori. In una nota diffusa nel pomeriggio, Elena Donazzan ha espresso soddisfazione per l'iniziativa. Il dovere di ogni amministratore pubblico è quello di difendere i principi di democrazia e libertà, ha scritto. Dobbiamo sostenere qualsiasi azione per far conoscere ai nostri giovani quello che è accaduto in passato per evitare che si possa ripetere. Le future generazioni rappresentano la soluzione al problema, perché è evidente che la nostra generazione, visto quello che sta succedendo nel mondo, la lezione non l'ha ancora capita. A volte quello che viene fatto nelle scuole viene neutralizzato da certe affermazioni politiche. I ragazzini si possono educare con molto sforzo, con qualche azione convinta, e la politica non si lascia educare, la politica rimane quello che è.